Io ho chiesto che a Darè se vuole allontanare tutti quelli che sono stati eletti nella mia lista, la lista Gentilini. È giusto che il primo di tutti ad essere eliminato sia Gentilini. Ma io ringrazierei Darè perché io sarei il primo martire della Lega. Gentilini è la Lega Nord, uniti da un vincolo indissolubile quasi genetico. Questa è la risposta dell'ex sindaco sceriffo alle epurazioni del segretario nazionale Tony Darè, che dopo aver cacciato il fedelissimo di Genti, Enrico Chinellato, impone ad un altro fedelissimo, Bepi Basso, di lasciare la lista Gentilini per confluire nella Lega Nord. Dispiaciuto per l'isolamento, ma per nulla intimorito, ad 87 anni Gentilini non intende farsi mettere i piedi in testa dalla nuova gestione del Carroccio. Oggi io dico a Darè: questo provvedimento di eliminazione delle liste a latere doveva essere fatto a chiusura di questo mandato, cioè una legge operativa per le prossime elezioni. Non capisco, ma io sono un leghista doc e non abbandonerò mai il principio della Lega. Per questo l'ex sceriffo non intende lasciare la Lega, che grazie a lui, dice, si è fatta strada dilagando in Veneto dopo la sua prima elezione a sindaco. Se la linea di Darè prevede l'accorpamento, tutto deve essere rimandato a fine legislatura e non ora. Per questo motivo, se il segretario deve prendere dei provvedimenti, se la deve vedere con Gentilini in persona. Io fino alla fine del mandato resto dentro nella Lega e non esco. Se mi vogliono buttare fuori, sono compiti loro. Ma io chiedo il giudizio del popolo, non chiedo il giudizio di qualcuno nuovo nella Lega. Sovrano è il popolo del Carroccio, l'unico che può decidere, parole dritte e chiare in stile Gentilini per avvisare Darè e non solo. Non dico che sia l'imputato Darè, ma qualcuno che gli soffia sulle orecchie.